partenza, ascoltandoci dai buonissimi brani che il coro di sé ha preparato. Poi voglio dirvi, io sono stati stasera, solo che sono levantato a dormire e forza cosa, non si sposa. Va bene, detto questo, Giovanni lo faccio. Non c'è. Personalmente, nel portare il saluto della parola a tutti, voglio ringraziare di cuore la Beata Vergine del Rimedio per dare a me personalmente la possibilità di portare la voce della Salamea qua a Dorossei, paese che io stimo, che sento dentro il
d'affittorato, canta, non avere paura, amico caro, ciascosa albertas e su coro Pulisè. Il coro sarà accompagnato da due straordinari musicisti che fanno parte della comunità olosina, Fabrizio Mura e Pierpaolo. Vi fate un applauso, grazie.
tipicità legate al nostro folklore, alla nostra tradizione attraverso i suoni, i canti e i balli della nostra isola. Un bellissimo spaccato che prenderà il via dall'interno della chiesa dedicata alla Beata Vergine del Rimedio con l'esibizione del coro di Orosei Urisè. Poi ci ritrasferiamo qua su questo bellissimo palco dove daremo corso e vita ai canti, canto a tenore con il tenore Santarucche di Oniferi, il gruppo folco Sas Ballarianas sempre di Oniferi, poi avremo un tenore giovane di Orosei, andremo avanti con il gruppo folco Sant'Uiacu sempre di Orosei e poi andremo veramente ad ospitare una carrellata di 7 giovanissimi suonatori di organetto. Vi ripeto e vi ringraziamo naturalmente per la vostra attenzione, siamo in diretta streaming YouTube e Facebook all'interno della pagina di Giovanni Maria Piras. Quindi vi aspettiamo e auguriamo a tutto il mondo che ci segue buon divertimento. Grazie. Puoi iniziare? State attenti però. Giovanni, quando vuoi. Prego, prego. Diamo il benvenuto e il benvenuto a tutti quanti. Dobbiamo continuare noi con la diretta perché ci stanno guardando praticamente da tutto il mondo, quindi Orosei al centro dell'attenzione planetaria attraverso questa bella festa in onore della Beata Vergine del Rimedio. Abbiamo avuto un bellissimo spaccato all'interno della chiesa con il coro Urisè e vogliamo veramente continuare questa bella serata di folklore, di cultura e di tradizione che
ci accomuna, tutti i paesi della nostra isola hanno sempre qualcosa da raccontare. Mi fate un applauso agli organizzatori della festa, grazie. E vi lascio in bella e buona compagnia con una delle formazioni di canto a tenore che sono tra i più richiesti nelle feste di Sardegna, ma non solo, non disdegnano veramente di portare la testimonianza della nostra terra anche oltre il Tirreno e anche oltre le Alpi. E vi lascio con il tenore di Oneferi, Santa Rucche. Buonasera a tutti. Prova, a sentenne. Sa Madonna più fulgida e bella, quanta dica toccava di estate. Beneita sia sora e su die, chi la sa tu costruire sa cappella. In paradiso come scusa ancella, vos che te invoche dai la Madonna di appa che serena, dia rimedio a chi vive in pena. Vantana po bellezza una giunone, a Minerva Elena si spartana, a Minerva Elena spartana. Vantana all'Isea e a Dinone, e vantana all'Isea. Sa sublime e troiana e chi in custa niente paragone, sapienza limpida sorgente cristallina, impignura chi pariana che santa, Usulina ancora in Laurice, è bella e graziosa, ma questa è una santa, un'angelita, e la una vita bella. Esempio è la festa a romana, guida de abbatter de Pompea, guida ser de abbatter.
Cia quinte pare fea, ar gracias quitene soberana, ar gracias quitene soberana. Già di mudan su viso giocundo, a sola tu e lume. Es un ricordo innalzando un ricordo innalzando ogni dia, però quando viene a te implorano maestros al favelas. Esse unico sarpo sola sola può di polvere in testa una corona. Una di esa povera sardina in aian de Roma su granaio, come de tale fama non verdigna, come de tale fama non verdigna. Un giardino su campus olivario, un tempus anticus ermodau, in un triste spino su Calvario, in un triste spino su Calvario. Uscoschi mai paiat in traura, ior de sole misera sacchetta, da vestido su logani sposau, da vestido su logani alcune schiparian a Pinetta a ingrassare su Continentale, hanno affrontato una e maretta, hanno affrontato una e tu passa da Gistrale, poi seculos e seculor deserto, i debbi del funesto finale, i debbi del funesto finale. Mira su chi sargianna sa tappertu, assi stranzuppo venne schissa serra, che de gusto lo no deserto, che de gusto lo no mancare in testa iuca pilicaro, sa mente sogna te su coro brama, o custa terra rosa seberano. Tu coro meu galo de fiamma, su chi zuprico, chi hermoso, amarissima lacrima derrama. Chissà imbriachera ed intender così e sono stanco da chi la stima da sa caffettera ussuia di la rosa su e ussuia di la rosa anche rindomo che femmina partera niente che ne sono branco tutto di me si fa in racconto
Cioccolatero, soli e biscotto, cioccolatero, soli e biscotto. Era marapastu e chi sembra che la ad intender così è. Ancora chi la stima la sa caffettera, lo suiare la ranza sul bianco, per il tono che fede, era in di rombo che fede, era un veri e necchero, un branco, un veri e necchero, un branco. Ancora tu di si parli conto, tu di si parli conto, cioccolatero, soli e biscotto. Cioccolatero, soli e biscotto, e te subito la l'arzuda e riseo. E dai riseo andiamo sperando, studia del lavoro che arde, non credas che non credas che la pavarca dura povesti a te, adesso scarso botte a Saduro va a maschera, corcala mi trova a pera, corcala mi trova a pera. Assado no más pranze, no más quena, encorcada mi zoea, pente prena. Restan baianas pochi parzaldean, certarzo banar bella a che reina, certarzo banar bella a che reina, che canta pasca. Primo si manica, noi e l'arpella, la fior palla, la sanintera, la fior bella, la sanintera. Po visitar distinta arma mischina, po visitar distinta arma mischina, po visitar distinta arma mischina, po visitar distinta arma mischina. Dintos tagai, dintos simile os spada, mia cota iuveu ferida zamenosa. Posuceniu meu, commentati rosa, giuro che non ben nada. Mia cotta io veo, giuro che non ben nada, commentati rosa, posuceniu meu. Carambulano a Caraimbosa, vicino a Samarina.
la carambola del canto serbellina, ma da ser graziosa chi parece una bambola. Chi si scudo e chi si spada oro. La Samira, uno cavaliere, uno manno saluto, ormandata e coro tuttero leonieri. La Samira, si scudo su teno leonieri, por mandata e coro non manno saluto a Samira, buonanotte a te fanno ormento. Patrimonio culturale di inestimabile valore tra fascino e sensibilità, quella che attraversa le corde vocali del tenore Santarucche di Uniferi. Forza Uniferi, forza la Sardegna, grazie a voi. E a proposito di Uniferi, quando gli organizzatori mi hanno fatto i nomi di chi stasera avrebbe preso parte a questa bella serata, ho notato con piacere, non con stupore, che all'interno di questa manifestazione sarebbe stato presente un gruppo folk al femminile. La storia dei gruppi folk o comunque di quelle donne che sono solitamente portate al ballo nasce con una scrittura qua all'interno di questo ameno santuario, 1913, Canne al vento, grazie ad Eledda. Le donne, alla luce degli anatemi e facendosi accompagnare dal suono della fisarmonica, ballavano da sole, mentre gli uomini evidentemente si facevano accompagnare all'interno delle cumbessias da un bel bicchiere di vino. Quindi la storia scritta dal nostro premio Nobel per la letteratura, ed è una storia che a distanza di anni si ripete ancora, e questa suggestione la viviamo stasera attraverso i balli di Uniferi, attraverso l'esibizione del gruppo folk al femminile Sas Ballarianas. Applauso. Che bello, a me fa piacere, no? Essere a Orosei, essere all'interno di questo santuario e presentare su un palco questa bella testimonianza storica con Massimiliano Soru all'organetto diatonico. I balli che ci propongono le ragazze di Uniferi sono due, si inizia Ballutoppu o Balluzzoppu e comunque Sas Ballarianas.
Che genera calore e genera desiderio, il bel ballare del gruppo folk al femminile di Oniferi. Abbiamo ancora un segmento di ballo tipico, quel ballo che direttamente dalla piazza le ragazze del gruppo folk Sas Ballarianas portano in scena qua stasera attraverso anche il nostro carissimo amico Giovanni Maria Piras. Siamo in diretta streaming e naturalmente anche all'interno della sua pagina Facebook, quindi tutto il mondo sta godendo di questo bellissimo spettacolo all'interno del santuario della Beata Vergine del Rimedio. Grazie ancora alla complicità di Massimiliano Soru. Il secondo ballo delle ragazze di Oniferi è Su ballu nostru.
bellissimo, bello e mai sbiadito dal tempo, il ballo delle ragazze di Oniferi del gruppo folk Sas Ballarianas. E grazie a Massimiliano Soro che ho rincontrato ben volentieri dopo tanti e tanti anni. Io vorrei anche ricordare che avremo tantissimo tempo da dedicare anche al ballo da piazza. Non va festa in Sardegna se non veste su ballo di piazza. Diamo deppe serrare Salgiannas, a Crae, anche l'imbolare a mare, perché è impossibile, non oso immaginare una festa di popolo senza il classico ballo da piazza. Però gli organizzatori sono andati oltre perché hanno invitato ben 8 suonatori, sono molto giovani ma però posso garantire che sono bravissimi. Il canto a tenore, abbiamo avuto un bellissimo esempio attraverso la testimonianza del tenore di Oniferi, ma siamo in Bassa Baronia, siamo all'interno di una delle perle della costa nord-orientale sarda e siamo sempre più immersi dentro quella radice culturale senza confine e senza tempo che si chiama anche a Orosei canto a tenore. Il canto a tenore qua lo avete sempre conosciuto, dai più giovani ai meno giovani. E la testimonianza che arriva stasera parte un po' da lontano, ma vuole essere anche un presente e un futuro per il canto a tenore stesso di Oniferi, perché al suo interno c'è un grande interprete, un vero maestro, uno che ha dato tutto e continua a dar tutto con amore e compassione per il canto a tenore di Orosei, portando sul palco anche tanti bei giovani. Quindi penso e mi auguro che siano già con noi. Prego Francesco Fronteddu e questo bellissimo nugolo di giovani, io li oso chiamare tenore giovani di Orosei, e mi fate un applauso. Buonasera Francesco, anche con te quante belle storie abbiamo raccontato, avete raccontato, quante belle stagioni, sempre a portare con gioiosità quelli che sono i temi legati alla variante del canto a tenore di Orosei. E adesso accolgo con piacere anche queste giovanissime leve che mi auguro stiano imparando bene, va bene? Sto ponendo in fatto e vi lascio quindi a bel cantare di Orosei. Grazie. A suo primo espuntare su die, quando su che lo resta più sereno. Quando su Signolo rie, allegro cantate in solito ameno. A supremo espuntare
cantata in supremo spuntare de su die, quando su che lo resta pro sereno. Quando sole segnolo allegro cantate in solito ameno. Onardies comare, comentes ardies vos passade. Os querio preguntare de chi è su pizzino chi Onardies comare, comentes ardies vos passade.
ancora non deschia o mare me aude Estimado a forte decidimi in custora saninadora Comare, comentes ardies vos passades. Os quería preguntare chi è su piscino chi ninade. Sabemos que son muchos, en esa occasione para cantare a Michele Piccheretti, questa prima volta, in una piazza grazie al guida gente. Cominciò io così chittissimo. Giurisignolo è bello, te ne boghe baiante, solo chiude passa chi canta notte e die. Diamante, l'arar de cariasa, casi incantado a mi hoy de pinda su continente naviga in esti mares a barca corallina.
su continente ti diano a mirare che Venere divina vina sin sorriente. Isas arenas de mare, mio coi mire creo cabe su meu coro. Isas arenas de mare come te tamodeo mi apprenda e oro ni uno tatamare. Saida de tonara, vi piantano sola e fabbricano torrone. Saida de tonara, ti giuro che sei sola, l'unica passione, colomba mia cara. Cerramos con un ballo brico. Ite belle dai sagrosità mea, quando la vesto picca su gratinzu. Sus estupeus e su cosinzu pare così tan odor de tropea. Pare così tan odor de tropea. Pare così tan odoroso e tropea. Ite belle sagrosità mea, quando la vesto picca su gratinzu, ma lo Jesús estupeu su cosinzu, malo Jesús estupeu su cosinzu, malo Jesús estupeu su cosinzu, pare così tan lodo de tropea, pare così tan lodo de tropea, pare così tan lodo de tropea. Ite belle de sagrosità mea, quando la vesto picca su gratinzu, pare così tan lodo de tropea, pare così tan lodo de tropea. Curcurilla mandato Zamorata, Taranchino a pone, Taranchino a pone, tu buena carro, como ya mira el lugo su criado, e mira vacuna per la bumata, e mira vacuna per la bumata. Ite belle de sagrosità mea,
quando la vesto pica sulla vinto, male su se tu quelle su cruzinto, pare così tanto retropea, pare così tanto retropea, pare così tanto retropea. Metà sanno si saluta. Identità culturale sempre accesa e mai spenta, quella propostaci stasera da Francesco Frontede e da questi straordinari ragazzi di Orosei del Tenore. Grazie a voi, continueremo dopo a fare festa, non scappate. Ciao, grazie. Le feste quindi, le belle feste, la gioiosità della gente di Orosei attraverso queste belle testimonianze, la festa in onore della Beata Vergine del Rimedio, del Santo Patrono Giacomo, la festa di Santa Maria Mare, la festa in onore di Sant'Antonio. C'è sempre quel momento di convivialità che coinvolge veramente tutti e coinvolge anche le tante belle formazioni, i gruppi folk che portano ottima e vera testimonianza di folklore della gente di Orosei nel mondo, come questo gruppo che adesso ospitiamo. Poi andremo avanti portando qua sul palco tanti bellissimi giovani suonatori. La storia di questo gruppo nasce nel 2010, quindi sono 10 anni di intensa attività che ha portato il sodalizio stesso ad essere presente e costantemente testimone di questi bellissimi balli, dei suoni e in particolare anche dei meravigliosi abiti che indossano con grazia le ragazze e l'essenzialità anche dell'abito maschile. Il nome quindi che ci riporta al santo patrono di voi oroseini, gruppo folk Santo Iaccu. Radici immerse quindi, come dicevo, nella tradizione, nella tipicità del ballo e del suono, dell'armonica a bocca. Per tanti di noi quando eravamo in giovane età è stato il primo regalo delle nostre nonne all'interno delle feste, no? Si rientrava a casa contentoso e ne arriviamo a mamma nostra, e babbo nostro, una badate, e ti ha regalato manne da me, ed era il primo strumento, il primo regalo per tutti o quasi tutti noi, era proprio un'armonica a bocca. La suona Giuseppe Capitu, vi lascio col gruppo folk Santo Iaccu su Dillu.
ricama e vola in armonia questa meravigliosa dichiarazione d'amore del gruppo folk Sant'Iaco di Orosei, diretta a questa dichiarazione, a queste belle consuetudini che si perdono un po' nella notte dei tempi, sconfinati, veramente passione e amore che i ragazzi e le ragazze di Orosei mettono in campo per tener vive, per cercare una sopravvivenza sempre più forte grazie appunto alle loro esibizioni. Come il secondo ballo, complice ancora l'armonica bocca di Giuseppe Caviddu, ballo, brincu. Thank you.
La nobiltà del ballo sardo ritima i suoi tempi antichi grazie a questa bella interpretazione del gruppo folk Santo Iaco di Orosè. Abbiamo ancora una testimonianza visiva di un ballo con accompagnamento di armonica bocca e ci teniamo Giuseppe Caviddu di trumfa e chiamo Antonio Burrai e anche di una bella chitarra che gli spagnoli qualche secolo fa ci hanno lasciato come forse vera e unica testimonianza d'affetto. La chitarra, mi fate un applauso, Luca Musio, giovanissimo. Fa piacere. Passu Torrau.
ritmi e profili, emozioni che si tagliano veramente a fette stasera qua all'interno di questo ameno santuario, e grazie anche alla bella testimonianza portataci dal gruppo folk Sant'Iaccu di Orosei. Prego Giuseppe e Luca Antonio darci ancora e regalarci soprattutto qualche magia. Applauso al gruppo folk Sant'Iaccu. Buonanotte a tutti, metà annos. Grazie Antonio. Mi fate un applauso al nostro meraviglioso service, i miei angeli custodi, service di Torre Matana, grazie. E adesso apriamo una seconda pagina. Intanto saluto calorosamente i nuovi amici e le nuove amiche che sono arrivate in questo momento in diretta streaming. Siamo all'interno della pagina di Giovanni Maria Piras, che ci sta regalando la diretta planetaria di questo evento stasera qua ad Orosei, e diamo il benvenuto e le benvenute anche alle tante amiche ed amici che ci seguono sempre attraverso la pagina Facebook di Giovanni Maria Piras. Tradizioni, tipicità, suoni, canti e balli della nostra isola. I suonatori. I suonatori sono la trave portante per i nostri gruppi folk e per le nostre belle tradizioni. Sino ad un secolo fa i gruppi e comunque le feste venivano accompagnate al ballo dal suono o delle launeddas dall'oristanese in giù, o del canto a tenore della voce monodica dall'oristanese a Sugavisusu, come dicono i campidanesi. E quindi noi stasera saremo testimoni attraverso il suono e le magie di giovani suonatori. Ve lo chiamo subito il primo, però mi dovete promettere che ballate mentre loro suonano, voi in piazza ballate. Alessandro Saba. Alessandro, dov'è? Vieni. Dovete essere già in scaletta. Oh, vieni Alessandro. Mi fate un applauso per Alessandro? Quanti anni hai? 14. Alessandro ha 14 anni ed è di Orosei. Guardiamo là, lascia stare, è di Orosei. Cosa fa Alessandro quando ha iniziato a suonare l'organetto diatonico? 3 anni fa. Ha iniziato 3 anni fa una scuola da autodidatta? Ho fatto la scuola con Carlo Boeddu. La scuola con Carlo Boeddu. Stasera ci suoni un brano, quale? Ballo Tundu. Ballo Tundu. Beh, vi lascio in bella e buona compagnia con Alessandro Saba. Vai!
Papa. Bravissimo. Complimenti. Salutiamo in diretta streaming il grande tuo maestro Carlo Boedo, che sicuramente si sta godendo questo bellissimo spettacolo. Grazie ad Alessandro. E adesso andiamo nel paese vostro, vicini di casa. Vieni qua. Galtellì. Quante belle storie ha raccontato e continua a raccontare Galtellì anche attraverso i suoi giovani suonatori e quindi magie che si ripetono nel tempo. Simone Argiolas, quando io l'ho conosciuto qualche anno fa suonava già l'organetto, ma suona tantissimi strumenti, grande e profondo appassionato di tutto quello che riporta alla tradizione musicale e non solo della nostra terra. Simone, mi fate un applauso? Grazie. Invitiamo al ballo, ma penso non ce ne sia bisogno. I balli che ci proponi? Dillo e ballo brinco. Dillu e ballo brinco, questa bella fantasia di balli. Vai Simone Argiolas.
Simone Arciolas, sfumature che deliziano. Grazie. Antonio Monne, vieni qua. Antonio, vi fate un applauso ad Antonio Monne, state là. Un ragazzone di 14 anni. Antonio inizia a suonare per passione l'organetto diatonico, laddove all'interno della sua famiglia i genitori facevano parte negli anni dei vari gruppi folk di Irgoli, e comunque lui frequentava la scuola di musica a Nuoro, sempre diretta da Carlo Boedo. Poi il suo cammino artistico continua da autodidatta, ed essendo di Irgoli, cos'è che può presentarci? Ballo Brinco di Irgoli, vai!
Antonio Monne, fatemi un bel applauso. Giovani, belli e bravi i nostri suonatori. Andiamo a Caltellì. Manuel Rodriguez, fatemi un applauso a Manuel. Vieni che ti intervistiamo, vieni. Vieni qua, vieni, non aver paura. Niente paure. Ringraziamo ancora una volta veramente di cuore gli organizzatori sia di questa serata ma in particolare di tutta la festa che da 15 giorni si porta avanti veramente tra fede, una bella fede profonda e poi anche questi spazi dedicati alle nostre belle tradizioni. Manuel, quando hai iniziato tu a suonare l'organetto? Avevi 8 anni, quindi sono trascorsi 20 anni e sei 20 anni quindi che suoni l'organetto. Caltellì quindi una bella terra di folklore legata fortemente ad una radice culturale senza tempo e senza confine, e ci presenti Su Dillu, lui suona, voi ballate. Manuel Rodriguez.
Manuel Rodriguez, appelli di cartellini, grazie a te. Vieni qua, vieni. Introduciamo questo giovane talento, Giacomo Bardeu. Applauso a Giacomo. Bene ai nuovi. Gli ho chiesto a Giacomo, quanti anni hai? Ho 13 anni. Vabbè, a ottobre ne faccio 14. Allora hai 14 anni, non hai 13 anni. Quando hai iniziato a suonare? Vieni qua, tu rispondi a me, lasciamo stare questo nostro amico. Quando hai iniziato a suonare? Da 3 anni fa con Carlo, quindi ho iniziato quando avevo 10 anni. Hai qualcuno in casa che ti sostiene musicalmente? Sì. No. Sì, abbiamo una persona che lo sostiene, no, ma fa solo una direttrice musicale, non è che faccia niente di che. Però ho scoperto anche un'altra bella situazione del nostro amico, che il padrino canta in un tenore, è così, quindi insomma anda bene sua mamma, anda bene suo padrino, poi c'è il vero e profondo talento di Giacomo e stasera ce ne dà una bella dimostrazione. Comunque è un ragazzo a tutto tondo, un ragazzo che si crea da solo la passione e l'amore per quelle che sono le belle nostre tradizioni. Avete anche potuto ammirare all'interno del ballo del gruppo folk Sant'Iaccu la sua esibizione, e adesso lui suona, voi ballate, ci delizia con il suo ballo brinco de Orosei, e mi fate un applauso a Giacomo Bardeu.
Giacomo Bardeu, che ritroveremo all'interno del nostro contenitore quando andremo a chiudere poi la serata. Ritroveremo Giacomo con due grandi musicisti di Orosei. Grazie Giacomo. Introduco, serve anche la vostra collaborazione, il vostro contributo. Battete le mani per Paolo Rodriguez di Galtelì. E Paolo è un ragazzo veramente a tutto tondo, dedica intensamente la sua esistenza da 10 anni a questa parte solo ed esclusivamente per lo studio e poi anche per l'insegnamento dell'organetto diatonico. Lui inizia appunto 10 anni fa, viene seguito da Carlo Boeddu, piano piano quell'allievo diventa anche maestro e oggi con molta umiltà, generosità ma anche con determinazione segue 3 scuole di musica che sono le scuole di musica della montagna e sono Nuoro, Tonara ed Esolo. Quindi abbiamo a che fare con un ragazzo che ne capisce e suona l'organetto diatonico veramente bene, ci delizierà. Lui è sempre qua sul palco, voi state là, vediamo che sudate, però evidentemente le fatiche vengono ricompensate giustamente dai nostri suonatori. Il ballo di Paolo Rodriguez su Ballito.
Cazzo, però. Memorie e passioni che riemergono nella bellezza dei balli, anche di questo bellissimo ballito interpretato da Paolo Rodriguez. Abbiamo ancora tempo per il ballo, presentandovi qua sul palco due artefici dei balli e dei suoni di Orosei. Un attimo, stai. Scusa, tu sei in terzo. Pierpaolo Pinetta, grande e profondo conoscitore di tutto quello che riporta alla tradizione popolare della nostra terra, naturalmente grande e profondo maestro. E Patrizio Mura. Patrizio ha attraversato i sentimenti più profondi della sua gioventù, della sua giovinezza, anche in età adulta, per portare nel mondo quelli che sono i simboli viventi e tangenti della tipicità di Orosei, legati al canto e legati al suono. E ancora una volta cerchiamo la complicità del giovanissimo Giacomo Vardei. L'ho fatto anche per gli altri suonatori. Loro stanno qua comodi, voi invece non siete tanto comodi, ma attraversati da questo filo conduttore che li porta direttamente al ballo da piazza. Patrizio Mura, Giacomo Vardeu, Pierpaolo Pinetta.
Stai là seduto comodi. Siamo ai saluti, intanto ringraziare veramente di cuore gli organizzatori di questa bellissima festa. Mi fate un applauso al comitato, grazie. E poi vogliamo salutare
con Pierpaolo, con Giacomo, con Patrizio, i tanti amici, le tante amiche che abbiamo incontrato stasera nel nostro cammino attraverso la diretta streaming YouTube nella pagina di Giovanni Maria Piras e anche la diretta sempre attraverso la sua pagina di Facebook. Siamo nella terra dei nuraghi, nella terra di cultura, nella terra che la Dea e il Signore in particolare aveva benedetto tanti millenni fa. Forse è rimasta intatta ed è rimasta intatta quella straordinaria voglia, desiderio del nostro popolo di continuare a far festa. La diretta si chiude qua anche questa bella serata. Che la Madonna ci benedica a tutti quanti, ci doni, vi doni in particolare a voi tanta bella salute, tante magie, ma soprattutto tante belle note in musica, con la musica dei nostri antenati. Buonanotte Rosé, grazie per l'ennesima manifestazione di affetto che mi avete tributato e vi lascio ancora con un ballo. Buonanotte, a nostra salute.